Mauro! Un momento straordinario, una vittoria la scorsa contro il San Vitolo Capo che ha permesso di agganciare il terzo posto. Oggi il Bagheria ha un match point importante chiamato secondo posto di fronte a un avversario agguerrito, voglioso di punti come la Giardinellese, che tenterà disperatamente di uscire alla zona playout ed uscire da quella brutta posizione in classifica dal comune di Bagheria. E Bagheria Giardinellese, 16ª giornata del campionato di promozione Girone A. Amici di Sportisiti, buon pomeriggio da Fico Aldrella, siamo di nuovo al comunale per una sfida importante. Entriamo nel vivo del campionato del girone di ritorno, quarta di ritorno, iniziato molto bene il 2024 del Bagheria, terza vittoria consecutiva ottenuta sul campo del San Vitolo Capo, ed è stata una vittoria fondamentale per 3-2, anche sofferta, ma che ha dato tanto perché ha permesso di arrivare al terzo posto alla squadra di Mister Pagano, che da quando il Bagheria è cambiato allenatore sta facendo davvero grandi cose. E adesso è addirittura a un punto al San Vitolo Capo, che fra parentesi c'è da segnalarlo, gioca sul campo di stagione proprio in classifica, che vuole definitivamente allungare con l'obiettivo di vincere chiaramente il campionato, tenuta di casa nero-azzurra con calzettoni bianchi per il Bagheria, maglia invece bianco-verde per la Giardinellese. Oggi deve fare a meno Mister Pagano di Anelli, che parte dalla panchina, ma anche di Florio, l'abbiamo visto allenarsi nel riscaldamento, ma a parte per lui la Giardinellese, che penultima a 8 punti, naviga in zona playout con il Carenze che non riesce proprio a fare punti. Però la Giardinellese forse è una squadra che non merita quella posizione, merita più punti in classifica, e quindi di certo non viene qua a scherzare contro un Bagheria che invece ha tutt'altri piani. Solita difesa a 4 per Mister Pagano, con Miceli in porta, Scinà, Costa, Procida e Gastone che parte a sinistra. In mezzo ci sono Bonanno e Badami. I tre alle spalle di Giorgio Sassi, capocannoniere del campionato, sono Ferrara, Ribaudo e Caracappa. Giardinelli è formazione comunque molto giovane. Cassei, il portiere 2005, 2000, 2003, 2002. Siamo pronti per cominciare il calcio inizio, daranno i padroni di casa, e darà Cristian Ferrara, ormai appieno nel gertiere di Mister Pagano. Darà lui il calcio d'avvio di questo primo tempo. Solito 4-2-3-1, stavolta però sceglie Miceli in porta, che ha compiuto gli anni questa settimana. Don Ferrara ha scelto molte partite portiere d'esperienza il Bagheria, oggi però premiato Miceli. Si aspetta chiaramente essenziale panchina. La nota è che tutte le gare di questa giornata, visto lo scontro fra San Giorgio e San Vito, ma fatto appunto che siamo in un momento decisivo del campionato in genere del Girone A, iniziando in contemporanea. Presente qui si gioca alle 2:30, comunque buona parte delle gare si gioca alle 2:30, mentre è cominciato questo match oggi invece tutte alle 3. Subito buco difensivo, non arriva 3 su questo pallone. Caracappa cerca di passare l'11 sul numero 5 che va subito a contrasto con Caracappa. Pallone al Bagheria che sicuramente avrà intenzioni serie questo pomeriggio, neanche a dirlo, anche quella di partire forte. Traoré alza questo pallone, poi Caracappa mette il cross sul secondo palo, c'è Ferrara, ha messo fuori Pellitteri, subito Giardinellesi in affanno e subito un calcio d'angolo per i Bagheria.
andrà Badami nella bandierina. Forte e teso, ma l'arbitro ha fermato il gioco perché ci sono forse dei contatti che non vuole vedere in area di rigore, e allora Badami dovrà ripetere il calcio angolo. Siamo ancora nella postazione del balconcino qui chiuso sulla porta dove attaccare il primo tempo il Bagheria, tribune ancora inagibili. Allora andrà nuovamente Badami a battere questo corner. Occhio ai saltatori del Bagheria, pallone teso in mezzo, ha messo fuori Pellitteri, non c'è nessun uomo da giardinese a raccogliere questo pallone. Cina senza badare le sedie spazza via molto di questo pallone. Continua i lavori al comunale ed è quella giornata in cui il pubblico farebbe tanto vista l'importanza della partita, e questa forse è l'unica nota negativa, diciamo, del campionato però del Bagheria, non per colpa loro chiaramente, ma per via dei lavori avviati al comune di Bagheria. Oggi il tifo abbia fatto tanto, ma comunque ciò non deve ostacolare l'impresa. L'obiettivo di mister Pagano questo pomeriggio: punizione per la giardinellese. Di Trapani sul pallone, vediamo se batte corto, sì, si avvicina e riceve Alessandro Landa. Ancora di Trapani, qui contrasto involontario fra Ferrara e lo stesso, non Landa, pardon, ma De Luca. Stramazza a terra il numero 11. L'arbitro va a richiamare Ferrara, non c'è stato fallo, infatti c'è solo rimessa laterale, ma l'arbitro lì per sinciarsi delle cognizioni dell'esterno della giardinese. Si è rialzato, rimessa per la giardinese, battuta corta, Pellitteri cerca il cross e viene deviato. Corner per la formazione biancoverde, il primo della partita, e Iospini ha battuto 1 il Bagheria poc'anzi. Corner da sinistra, sono in 2, si allontana però quello che prende da saltare. Pallone in aria, messo fuori Gastone, c'è ancora calcio d'angolo. Quello squalificato oggi non potrà presiedere la mediana del Bagheria, e neanche Anelli mancano 21 minuti, ma gli acquisti la sessione hanno fatto bene. Qui Miceli, miracolo, gran riflesso qui sul colpo di testa in area di rigore, gran colpirene di Miceli che fa subito capire a Pagano che ha scelto bene. Poi qui il fallo al limite anche brutto, cartellino giallo prima della partita, credo l'indirizzo di Caracappa o di Bonanno, da qui non si vede benissimo. Lì per il giardinellese, vediamo chi andrà alla battuta. Difficile capire anche chi è stato l'autore del contatto, credo o Caracappa o Bonanno. Ecco, punizione, ha sistemato il pallone Alessandro Landa. Anche di Trapani lì, ma la rincorsa sembra voler andare Landa, deviazione, chiamano un fallo di mano, Landa protesta tantissimo per un tocco di mano della barriera, fa giocare l'arbitro. Qui è scivolato Bonanno, può andare Caracappa, partita bene la giardinellese nonostante il mezzo assalto iniziale del Bagheria, però già aggressiva verso la porta di Miceli. Ha giocato una grande occasione su corner con un gran riflesso di Miceli, adesso c'è a terra Bonanno.
farvi capire il ritmo della partita è questo. Dopo 5 e 50 in realtà si è giocato poco, c'è stato un contatto sull'Anda, c'è stato un contatto in mezzo al campo su Bonan, quindi diciamo le interruzioni ci sono state, però il ritmo è alto, una grande occasione per la Giardinellese. Pellitteri con le mani, sceglie di andare avanti, Landa prolunga, cercare il randazzo, intervento di Costa in anticipo. Rimessa per Giardinellese, pallone che era uscito al rettangolo di gioco, allora qui una mezza interruzione dai fischia l'arbitro, che adesso facciano dibattere a Pellitteri. Landa, Pellitteri cerca ancora di farla passare, poi ricomincia da dietro, pressione di Ferrara che costringe ancora alla rimessa. Ancora Pellitteri al cross in mezzo, ha liberato Procida, poi Maenza sventaglia questo pallone spizzato a Landa in direzione di Randazzo che lotta con Badami, anzi Bonanno che è la meglio. Stassi prolunga col Sisto, una grande palla che fa veggere Caracappa, che è partito in posizione regolare perché rimane giù la bandierina dell'assistente. Va al cross a rientrare, sporcato, poi Landa prova a pulire, non riesce. Allora ancora possesso del Bagheria, che si distende a destra con Cina, che va al cross, deviato, si intromette il Ribaudo, che arriva sul pallone. Poi Badami, gran palla, idea interessante per Ferrara, che era partito bene. Dietro poi aveva anche alzato a Bagheria, ma sembrava regolare la posizione di Cristian Ferrara, che comunque non è arrivato sulla palla interessante, ma lunga, di Badami. E allora rinvio a Piccione. Questo è 2005. Colpo di testa di Badami che non fa filtrare questo pallone, fa restare lì i suoi. Maenza con le mani, a cercare sempre i momenti di Landa che viene sempre incontro in ogni situazione di questo tipo. Colpo di testa ancora di Mauro Badami che scavalca Ribaudo, poi Badami in mezzatura riesce a mettere bene giù questo pallone, lo scarica su Cina che prova ad alzare per Stassi, colpo di testa e allontanare. E ancora Landa pressato fallosamente, anzi non Landa ma Randazzo che è venuto a prendersi il pallone fino a lì. Pardon, né Landa né Randazzo ma De Luca sono distanti e quindi difficile intravedere anche noi da qui. Qui Costa con l'intervento falloso secondo l'arbitro, che era molto vicino sul Randazzo. Punizione, mentre occhio a qualche scaramuccia lì. Con questo è stato spintonato. Qui c'è l'arbitro che vuole i due contendenti di questa scaramuccia. Forse Costa e Ciacio più che altro, numero 7 della Giardinellese. Comunque altra punizione da una Lattoni interessante quando siamo al 10° minuto. Palla messo fuori. Landa pressato da Ribaudo, se la cava ancora il numero 10 che fa
valere subito la sua qualità in mezzo al campo. Randazzo, l'appoggio di petto ancora per Landa che si inserisce, cerca l'imbocata per Randazzo, altro intervento su Landa e altro giallo, stavolta ai danni di Gastone mi pare. Però Landa è una spia nel fianco in questo avvio di gara per il Bagheria. Altra punizione allora, nel tempo è arrivato il secondo giallo della gara, credo per Gastone. Quindi a momenti sono Gastone e Bonanno. Nel tempo c'è un richiamo alla panchina giardinellese. Non so se per proteste da parte del... Adesso si aumenta anche la panchina Bagheria, quindi il gioco è nuovamente fermo. Tante interruzioni in questo primo tempo, che teoricamente dice 12,50, ma effettivi 7-8 circa. Ci sono almeno 5-6 interruzioni da un minutino ciascuno. Di Trapani sul pallone, abbastanza centrale, ma anche distante, ne vuole due in barriera Miceli. Di Trapani va in porta, prende in pieno la barriera, poi trova una grande palla per Traoré che corre per tenere il pallone in campo. La scivolata di Gastone sul pallone, pulito, anche un po' duro ma con molta sicurezza Davide Gastone, che poi anticipa di testa Landa e mette in calcio d'angolo ancora Giardinellese, che è lì, comprime il Bagheria nei 30 metri della sua metà campo, ed è la formazione di Giardinello che sta facendo la partita, nonostante sia partita meglio la formazione di Pagano. Pallone in mezzo, colpo di testa di Randazzo, chiamano ancora un tocco di mano, la seconda protesta dopo poc'anzi sulla punizione. Qui si impegna a riposo per tenere in campo il pallone, non riesce, allora se la solo rimessa per Giardinello. Continuano le proteste dei biancoverdi. Nonostante il freddo, una giornata serena, un po' ventosa. La temperatura è bassa, in campo un po' meno perché continuano gli scontri tra c'è De Luca. Altro contatto sul Randazzo, si sta giocando poco e niente, punizione per la Giardinellese. Punizione sull'otto di destra per la Giardinellese che insiste. Ha speso un altro fallo di Bagheria. Batte De Luca a mezza altezza, in mezzo, colpo di testa di Randazzo completamente dimenticato in area di rigore. Questa è un'altra buona occasione su palla inattiva per la Giardinellese. Randazzo non riesce a schiacciare questo ottimo cross di De Luca, andato di testa ma completamente dimenticato dalla difesa bagherese in area di rigore. E non è un attaccante che ci si può dimenticare in area, di cui ci si può dimenticare in aria. Caracappa si impegna, Traoré, bella di disimpegno, poi Bonanno senza fallo. Celestra di testa e poi Badami. Ferrara, pallone in verticale, ottimo per Stassi che parte in posizione regolare secondo l'assistente. Lo rimonta Mensa, bello di esperienza questo qui. Fallo laterale per il Bagheria. In zona attacco con Cina, la palla tra le mani, fa densità la squadra di Pagani da rigore.
Ancora Cina in area di rigore, prova a spizzare il ribaudo, pallone messo fuori, poi anticipato Bonanno. Costa vuole tenere lì il Bagheria, poi Caracappa prova la conclusione a giro. Interessante, che non sia a bassa sufficienza, bella l'idea però del numero 11. Doppietta all'Empedocchio nell'ultimo in casa per Caracappa, che è uno dei giovani più interessanti della formazione nerazzurra. Colpo di testa di Ferrara, arriva in soccorso Cina, che però addirittura lo sprint sulla destra allontana Maenza, era arrivato il raddoppio ribaudo. Qui Costa si allaccia ancora con Randazzo, addirittura prova a calciare, avevamo da centrocampo, forse ha intravisto i cieli fuori dai pali, ma stavolta Randazzo è esagerato nel coraggio. Grande personalità questo ragazzo, sì, però non era la situazione adatta per andare al tiro. Gastone con una sorta di sombrero, gamba tesa da parte di Randazzo che non molla neanche nella pressione. Punizione per il Bagheria, fallo in attacco. Però ci ha preso troppi metri proprio sotto gli occhi dell'assistente, deve indireggiare il capitano. Anche lui è stato poche partite quest'anno. Miceli, Costa sbaglia il controllo, ma c'è Cina che aggiusta tutto. Costa va al lancio lungo, Maenza di testa, poi la palla bellissima, visionaria di Badami che trova dall'altra parte Caracappa, che va l'1 contro contraria, prende il fondo, poi deve alleggerire Caracappa e ricomincia da Stefano Procida. Bella sventa di Procida dall'altra parte per Ferrara, aspetta l'intervento per Italia, sua posizione vicina, Ferrara va al cross per Stassi che si è mosso bene, la palla spiove, poi Caracappa cerca rovesciata e colpisce la testa di Trore che è intervenuto molto bene a liberare l'area di rigore. Chiaramente involontario il fallo di Caracappa, ma netto punizione. Ha messo un bel cross Ferrara, che è riuscita a liberare Isa Giardinese. A rinvio Piccione, che va ancora al lancio lungo. Badami, poi ancora il disturbo di De Luca. Costa a terra, Randazzo che protesta, anche qui arbitra molto vicino. Procida gira a sinistra il possesso, il Bagheria, lancio di Proci interessante per Caracappa, lo teneva in gioco Celestra e prova a chiudere il copertore su questo pallone. Bonanno, supporto Cina. Badami, la chiave del centrocampo, qui pressato bene da De Luca che porta via questo pallone. Si fa vedere anche Landa. Ancora De Luca pressato con l'esterno, cerca l'impunità per Randazzo, c'è il vantaggio per il contatto tra Ferrara e De Luca. Randazzo rientra, va al cross, altra parte viene scavalcato il set. Allora Gastone sgasa, Gastone trova Stassi, dall'altra parte arriva Caracappa, Stassi un po' di campo per andare da solo, sceglie di saltare Celestra, sta partendo Ferrara, l'imbocata invece per ribaudo. In realtà poco comprensibile se fosse per Ferrara o per ribaudo, comunque la palla è lunga per entrambi. Altro uno a terra, salto a terra, c'è andato Ciacio. Ci vuole lo staff medico in campo. Bisogna di curi il numero 7. Gioco ancora fermo quando siamo al minuto 22.
Momentaneamente esce dal campo Ciacio. La giardinese giocherà in 10 fino a quando il diretto di gara non darà l'ok per far rientrare il numero 7. Piccione al rinvio. Di Trapani per spedire il pallino in avanti, poi Ferrara da una mano a Cina, per cui gran palla per Ciacio che è rientrato in campo, si è inserito subito bene. Fuori gioco di Randazzo qui, pescato proprio da Ciacio. Lo stesso che torna al Bagheria. Lancio di Procida che scavalca Stasic e Pellitteri, interviene Maenza di testa. Cina. Ferrara controlla di petto, pressato da Pellitteri, alza la gamma, Pellitteri porta bene avanti il pallone di testa. Taglia il campo il numero 3 che poi cerca di cambiare lato, lo fa bene da Ciacio, ottimo il controllo del numero 7 che alza la testa, cerca di pescare De Luca che si era buttato alle spalle di Costa. Gastone. Lancio lungo a cercare Caracappa, forse in offside, ha chiuso comunque Celeste. Traoré. Ora Mori Traoré, contrasto con Ribaudo, falloso. La partita come è stata? Ieri, diciamo dura, però l'avversario c'erano ragazzi che da più grande. 25, i nostri sono tutti seri. Di Trapani direttamente in rigore a cercare Ciacio, pallone messo fuori, poi completa il lavoro Badami. Ribaudo, cerca il colpo di tacco, l'ultimo a toccare è Ribaudo. Tra le proteste l'assistente aveva segnato rimessa a Bagheria, ma l'arbitro, infatti io guardavo l'arbitro, ha segnato rimessa a Giardinellese. Proprio sotto gli occhi alla panchina Giardinellese, infuriata. Ah, minuto, sì, questo l'hanno detto. Traoré chiama un movimento incontro, poi perde ancora qualche secondo, alla fine butta il pallone in avanti. Procida, protegge uscire il pallone. Cina, basso, lancio di Costa, cercare il Ribaudo, che è pronto a spizzare con la nuca. Poi ancora Cina, a vuoto qui, allora Randazzo, cerca ancora tra le linee Landa, sempre a muoversi un po' a scacchiere in mezzo al centrocampo e la difesa del Bagheria. Bonanno, ridassa questo pallone dietro per Procida, che alleggerisce per Miceli, che rischia sul rinvio. E regali il pallone a De Luca, Bagheria che fa fatica in uscita bassa. Gran palla di Maenza a sinistra per Pellitteri, intervento stolto sul pallone di Cina, intervenuto molto bene. Poi c'è un buco centrale su cui naviga Ribaudo che di punta lunga e trova Samuele Caracappa. Movimento ancora del numero 10, servito, copertura di Celestra, ci arriva comunque Ribaudo che la tiene in campo, aspetta Caracappa, è arrivato il tocco di Salvatore Randazzo qui, allora rimessa a terra. Stefano Procida, Gastone con l'esterno, buon il pallone per Bonanno che va al cross in aria, lungo per Stassi, Menza mette fuori, sta arrivando Ferrara. Pellitteri va al lancio lungo ancora sul Randazzo, si appende a lui Cristian Costa. Fallo del numero 4.
Bravo Randazzo a portare a casa questo fallo. L'attaccante è molto intelligente. Ventottesimo, 0-0 fra Bagheria e Giardinellese. Ottimo equilibrio in campo. Qui Randazzo protegge Concina, ma si è trascinato il pallone in fallo laterale. Il 9 bianco-verde. Ottima chiusura qui. Anticipo di Salvatore Randazzo. Anzi, sì, di Salvatore Randazzo. Non di Celestra. Sono molto simili da qui. Stassi viene incontro, contra bene questo pallone, lo gioca su Ferrara, riesce a passare col rimpallo, poi Ciacio cerca l'imbucata per Randazzo, intervento di Costa, poi gambe tese, ancora un altro contrasto in mezzo al campo, sotto non c'è stato fallo. Attenzione a favore del Bagheria che ha battuto rapidamente Gastone, si fa vedere Samuele Caracappa che adesso forse è fuori gioco. Gastone allora si accentra, pallone a cercare Stassi, si è intromesso Di Trapani, prima di lui si è intromesso detto di gara, prende in mano il pallone e restituire il possesso momentaneo al Bagheria in quella zona di campo. Gastone con l'esterno trova Caracappa, poi Randazzo puntualissimo in chiusura. Finora attento perché Caracappa taglia spesso alle spalle di Mori Traoré. Gastone con le mani a cercare sempre Stassi che la fa sbattere sul suo petto, ma viene poi inglobato da Traoré. Ciacio adesso gioca più dentro al campo, si addormenta Landa, Cina, spazza via Piccione, esce la blocca. Poi mette a terra e va al rinvio. Costa, stavolta in anticipo pulito su Randazzo. Stassi gira molto bene su Ferrara che controlla dopo il rimbalzo, va a sfidare Mainza, ancora Ferrara, cerca lo slalom, passa bene su due, ancora Ferrara sul mancino che la prova, Piccione così e poi Caracappa. Piccione con personalità riesce a bloccare, grande spunto di Cristian Ferrara sulla destra, poi Caracappa non ha mollato sulla respinta, pronto al tap-in, ma chiaramente fiscato il fallo per carica su Piccione. Procida. Gastone si è risistemare dietro a Giardinellese e qui è intervenuto Randazzo, poi ribaudo con i rimbalzi, ha provato a ingannare tutti imbucando per Stassi. Vince in palo Randazzo e trova Landa, aspetta il momento di Trapani, Landa nasconde il pallone a Bonanno, punizione, occhio al richiamo per l'8 che credo sia già ammonito. Tra l'altro nei primi minuti di partita 2 ammoniti a inizio partita è sicuramente un fattore da gestire per Pagano, anche in vista del secondo tempo con i cambi, ma vedremo perché il Giardinellese costruisce un sacco di fondo molto bene nei 30 metri, è una squadra che la qualità in avanti offensiva ce l'è con. Di Trapani cerca e trova Pellitteri che riesce a girare verso il centro, Costa contro 2, si gambettava Pellitteri, punizione. Qui adesso il Bagheria giustamente chiede il giallo anche qui, forse per la stessa dinamica sono stati 2 giocatori alla squadra.
Stassi arriva di testa, prolunga per Ribaudo, ci chiede Ferrara, Maenza in netto vantaggio. Cina, cambia lato su Gastone che ha un po' di campo da prendere, con l'esterno cerca Stassi, una palla troppo sufficiente. Poi Caracappa, Traoré in anticipo senza fallo, va a lottare ancora Bonanno, Traoré non tocca per ultimo, la rimessa per la Giardinellese che sta gestendo bene. 33 minuti, 0-0. Traoré con le mani lungo, di testa Bonanno, prima di lui De Luca. Caracappa gira sempre perché sa che c'è Stassi che arriva sul pallone, Ferrari in ritardo, è arrivata comunque la chiusura punta di De Luca, poi Pellitteri allunga il passo su Ferrara e commette fallo. Sicuramente un avversario tosto per il Bagheria questo pomeriggio. Non è una partita facile come ci si poteva magari aspettare. Qui grande palla per Stassi che in posizione regolare secondo l'arbitro. Stassi passa su Piccione e poi si divora un gol clamoroso con la porta sguardita a tutti dall'assistente che alza la bandierina in ritardo. Stassi comunque va andando al lato, qui tutti difensori del Giardinellese. Ha perso con l'assistente, infatti qualche dubbio c'è sulla posizione di Stassi. Ogni domenica guarda lì, vabbè, che a tempo c'è un guardamino sbagliato. Alla fine è rimessa al Non fondo, porta era fuori gioco, chi c'è fuori gioco? è stato di Trapani. Adriano chiama. Io sogno mi sei lì, se no tutto. Adriano si ferma, la chiama io fuori giù. Landa con l'esterno cerca e trova il movimento di Pellitteri sulle spalle. Gastone, Traoré, vediamo questa mezza occasione perché alla fine non è stato fischio il fuggito su Stassi e ha sbagliato un gol importante. L'ha defilato qui a terra Bonanno, poi anche Gastone non se ne può più di queste interruzioni. Nel frattempo già qualche movimento sulla panchina del Bagheria. Tempo 35 minuto. È fuori gioco da un mese. Ma non l'hai chiamato? Non lo chiama, o danno dopo. Boscov, Giustamente se non lo chiama. l'allenatore Boscov diceva Se non lo chiama gli può quando è lui con rigore? lui. È rigore quando lo chiama l'arbitro, se non lo chiama non è rigore. Se non l'hai chiamato non l'avrebbe chiamato. Ha sbagliato il C'è gol. ancora a terra Bonanno, adesso si rialza. Sino perché era Romeo sbagliava te. Gioco che forse può riprendere, ma chiaramente però ci restituisce la palla al Giardinellese. C'è l'estra. Maenza. Pellitteri. Ora Maenza spedina avanti per Randazzo. Landa al volo con l'esterno, Randazzo attraversa qua da Costa, rimane a terra, poi gran cambiato di Landa dove c'è Traoré liberissimo a destra. Poi Traoré litiga un po' col pallone, nel frattempo Randazzo si è rialzato, è rimessa per il Bagheria. Procida, lancio lungo, troppo per Stassi, Salvatore Randazzo mette fuori. Poi Landa in anticipo su Badami,
facendo un lavoro importante di raccordo. Landa si abbassa e riceve con un centrocampista e poi crea con un trequartista. Poi Caracappa, intervento di Traoré, tanta confusione e tanti contatti. Forse non ha fischiato il contatto su Caracappa, ma quello precedente sul Randazzo. Fallo là, tu lo fai dove vieni tu? L'arbitro di nuovo la palla in mano, vediamo adesso il possesso che ritorna. Sempre 0-0, 38 sul cronometro di Trapani, come poc'anzi processi di Sciapola Bagheria. Miceli verso Stassi, di testa Caracappa, occhio perché Traoré l'ha perso, poi invece ritrova la posizione e intelligentemente va di testa all'indietro sul Piccone. Passa lì i suoi Luigi Piccione nel conta rinvio. Costa in anticipo, poi ci mette la testa Bonanno. Pellitteri adesso è molto alto, Pellitteri è iniziato quasi a terzino, adesso diventa un esterno aggiunto, tutta fascia. Così come Traoré che va al traversone, il randazzo scalcato, Cina, ripeto, alleggerisce molto bene sul Miceli, che vuole la bracciata su Ferrara che è largo a destra, senza marcatura, arriva quella di Landa che lo chiude, aspettò troppo Ferrara. Stassi di testa, Traoré ancora di testa e poi Piccione. C'è di giocare corto, è stata la prima volta in questa partita. Ciascio, Traoré, sombrero su Gastone, lo manda verso la sua panchina. De Luca resiste e poi Procida lo chiude. Rimessa portata a casa. Gastone salta. Ciao, c'è punizione. Adriano, scendi un po'. Costa. È scattato Ferrara, Costa non sa sente di servirlo. Ora vorrebbe il lancio, ma proprio nel momento in cui Ferrara è venuto in conto. Bella voi di Trapani, Cina, poi scivolata De Luca. Vediamo se quella è rimessa. Sì, rimessa a Giardinellese. De Luca e Landi in mezzo al campo stanno facendo da spadaccini. Il Giardinellese sta mettendo in difficoltà seriamente il Bagheria questo primo tempo. Alta rimessa. Si è giocato molto poco, a dire il vero. Costa, palla che è uscita, in cui Ferrara aveva svirgolato. Pellitteri al cross sui Lucio Cina che tocca e poi Ferrara a ripulire il rimesso. Per il Bagheria perché tocca Pellitteri e la Cina deve far uscire un po' i suoi, farli respirare. Ribaudo. Stassi in una zona sanguinosa, riesce a trovare Ribaudo che scappa alle spalle di Ciaccio. C'è una prateria a sinistra per Gastone. È venuto in mezzo al campo Caracappa che ora arriva largo. Ancora Gastone, cerca la finta su Traoré, se la riprende Gastone, Traoré non molla, Gastone nemmeno, scivolata e rimessa nell'azzurra. Pagano infuriato.
Gastone. Caracappa lascia via questo pallone, poi Randazzo addosso a lui. Bravo ancora una volta Randazzo, rimessa al fondo per la Giardinellese. Salvatore Randazzo. Lancio lungo, Randazzo, ci arriva Manuele, poi Costa alza il campanile. Ponte, falloso di Ciacio, per il Bagheria. E devo ripetere la battuta. Ancora Ciacio vicino, qui teoricamente non può stare vicino 2 volte. Però ci dà su Ferrara che nel frattempo ha cambiato fascia, si sono invertiti Caracappa e Ferrara. Caracappa è andato a destra e il numero 7 a sinistra. Gastone, deviazione da parte di Ciacio, poi deve liberare De Luca, lo fa bene. Cina, Pagano voleva una pressione maggiore qui. Cinaconco alimenta l'azione, allarga su Caracappa, poi si è cambiato il compagno di corsia, cross per Stassi che vola di testa! È volato in cielo, il numero 9, pallone sul fondo, gran cross di Caracappa che per la prima volta trova in aria Giorgio Stassi, pallone al lato, occasione per i Bagheria. Badami senza paura a prendere questo pallone, poi il ribaudo lo ritrova prima Celestra che non passa su Caracappa che passa molto bene con un mezzo sombrero di Trapani, poi scappa via a destra, ancora Caracappa, è raddoppiato, resiste, va al traversone ancora per Stassi che anticipa Menza, forse c'è un tocco di mano di Stassi che prova il verso attaccato, e allora Bonanno, stop e destro, largo. Adesso il Bagheria ha aumentato l'intensità, Ferrara voleva questo pallone. Trore, ancora Randazzo a coprire spalle, poi Manuele Randazzo, stavolta arriva prima lui di Costa che non lo molla, una marcatura stretta come quella dei Cristian Costa. Pellitteri arriva a sinistra, mette giù, va al cross, sporcato a Cinà, altra rimessa. 45esimo, tra poco avremo l'entità del recupero, tra qualche secondo, tutti in equilibrio al momento. Micheli nel frattempo vuole accelerare per l'ultima azione forse di questo primo tempo. Gastone spinto, sbilanciato, arbitro lascialo giocare. Chiaramente non ha trovato la palla giusta per Ferrara sulla sinistra. Passa da qui il campione del Bagheria, ma anche la Giardinellese. 29 punti il San Vito, 28 il Bagheria al terzo posto, solo un punto di distacco fra seconda e terza. E il San Vito gioca a Piana questo pomeriggio. Il Piana che punta a una vittoria che a questo punto sarebbe vitale per il suo campionato, per il primo posto. Ribaudo anticipa di Trapani, gli piomba addosso, fallo per l'8 che si è fatto anche male. E arriva il primo giallo anche per la Giardinellese, 2 del Bagheria, 1 della Giardinellese. Pagano ultimamente ancora per le perdite di tempo.
Ancora di Trapani deve uscire dal campo. Procida allarga su Gastone che va subito al cross a cercare Stassi, ha messo fuori Salvatore Randazzo. Poi Landa ha messo il piede, ribalto, l'arbitro non fischia. In questo contrasto fra numeri 10. Cina, cross da 3 quarti, sporcato, diventa buono per Caracappa che controlla, si gira, va al cross sul secondo palo per Ferrara di testa, deviazione, che ha un fallo di mano, l'arbitro c'è solo calcio d'angolo, anzi fuori gioco di Ferrara sul secondo palo probabilmente. Oh, stai calmo, 11. Adesso un altro grande cross Caracappa. Caracappa di testa spizza ancora, c'è fallo sull'11, punizione. Sarà questo probabilmente l'ultimo tentativo del primo tempo dei nerazzurri. Occhio perché questa c'è Caracappa solissimo. 48 e 45. Punizione Bagheria, probabilmente ultimo sussulto di questo primo tempo. Bagheria vuole segnare, il Verdiese però ha tenuto duro e anche creato, anche rischio di passare in vantaggio nei primi di partita sul calcio d'angolo. Occhio alle maglie in aria, palla verso Procida, Piccione blocca bene. Landa, Pellitteri, pressione di Caracappa, si gioca ancora, Landa poi va di sul fondo, l'arbitro farà battere questa rimessa. Cina che tenta Stassi, mezza scalcato, Stassi in area di rigore, vediamo se tocca Celestra, tocca lui, Celestra guarda malissimo l'assistente che dà calcio angolo al Bagheria che attacca come se fosse il 90esimo. E allora calcio d'angolo, il secondo della squadra bagherese. Va a battere Badami sul secondo palo, ce l'ha ripetuto, poi l'ha messo fuori. Non è Fider che raccoglie Bonanno, finta su Ciacio, si allunga male, perde il pallone e l'arbitro fischia 2 volte, si va a riposo, è 0-0 fra Bagheria e Giardinellese. Il Giardinellese si chiude bene ma ha fatto la partita nei primi minuti di gara e anche rischiato di passare in vantaggio. Il Bagheria sta trovando difficoltà nel gioco soprattutto, ma vediamo come si comporterà la squadra di Pagano nel secondo tempo, perché deve cercare la vittoria perché è vitale per il suo obiettivo. Ci vediamo tra poco. Il risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopo lavoristi, perciò il giorno ha dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo.
perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo, però ci sono corazzate importanti come Piana Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine e alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e a essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me è una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché 3 punti sono una gara, niente di che. Poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita. Questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti. E quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse.
quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Ma Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore. Abbiamo perso Norf, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce, quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso faremo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 il risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? Ma è una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti 6 risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutto il girone di andata. Ripeto, ci stiamo lavorando cercando di coniugare come si sta in campo con le caratteristiche dei ragazzi, l'arrivo di Cutrona, di Diddio, e in relazione a quello che possiamo fare meglio a livello difensivo. Quindi abbiamo agito sia sugli uomini che arrivano e anche su alcune variazioni e alcune coperture difensive che durante il girone di andata non sempre ci sono state. Lei mi ha citato giustamente la gara di andata, 8-0 il risultato molto pesante. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare, che oggi non c'è stata? Ma con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore. Quel giorno avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Cus Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà. Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il Cus, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia. Vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria. Squadra in campo giardinese che non è andata in spogliatoi nella pausa tra primo e secondo tempo, è rimasta nella propria panchina, ha fatto un buon primo tempo la formazione di Giardinello, mette in difficoltà il Bagheria non solo trovando 2 importanti occasioni nella prima parte di gara, soprattutto una sul pallino sul calcio d'angolo in cui è stato Bruno Miceli con un colpo di reni a salvare il Bagheria. È stato messo in difficoltà tutta la partita
Ribeiro si è giocato poco perché tante perdite di tempo, tanti contrasti in mezzo al campo, è stato fermo per molto tempo, per molti minuti. In generale non si è visto grande calcio, se vogliamo dirlo così. Però ci sta, il primo tempo è stato combattuto perché la Giardinella viene qua a fare punti contro la terza forza del campionato. Il Bagheria ha l'obbligo di farli perché la vittoria significa tanto, sia perché la proietterebbe al secondo posto, sia perché il campionato ormai diventa corto, quindi ogni partita, ogni punto è prezioso. Ma così per entrambi, anche la terna arbitrale adesso torna in campo. Magari che in realtà poche occasioni, qualche tiro importa che non è pensato Piccione, poi colpirsi stassi al lato. Pagani invece chiede di più, come sentiamo adesso. 0-0, quindi solti calcizio darà Giardinellese del secondo tempo. Due ammoniti per il Bagheria, uno per la Giardinellese. Qualche problema con le persone esterne al campo. Partiamo ancora a porte chiuse per via della inagibilità della struttura del comune di Bagheria. Dove frusce qualcuno che è dietro la porta di Piccione, forse, cioè dove attaccare il Bagheria in questo secondo tempo. Quindi pronti per ripartire, reti bianche nel primo tempo e anche poco da vedere, ma si riparte sperando che il secondo tempo sia più divertente del primo. Si parte adesso col calcio inizio battuto da Giardinellese, altri 45 da giocare. Traoré, Ferrara comincia il secondo tempo a sinistra, aveva cominciato Caracappa a sinistra, ha giocato per più di metà tempo sulla fascia dove c'è Ferrara, poi sono invertiti, quindi adesso è Ferrara a piede invertito e Caracappa a destra. Costa, lancio per il numero 7, Traoré in vantaggio, protegge il pallone, poi lo deve gestire dietro per Piccione che senza fronzoli spazza via. Ora Traoré alza il campanile, poi Badami di testa raccoglie Cina, si è aperto Caracappa, può ricevere, può sfidare per l'Inter, invece cerca i momenti Cina che si è mosso bene, può mettere il pallone in mezzo il numero 2, c'è la deviazione di Maenza, pallone che esce, fishing corner primo di questo secondo tempo per il Bagheria, arrivano le torri, Costa e Procida. Costa si è fermato, fa solo Procida. Costa rimane a presidio insieme a Gastone. Corner di Caracappa sul secondo palo, Stassi di testa! Pallone alto e ancora volato il numero 9, come nel primo tempo, stavolta da calcio d'angolo, e palla alta di poco sopra la traversa. Il solito mattatore Stassi che arriva su tutti i palloni, qui senza successo.
C'è un giallo per un panchinaro del Bagheria, non so per chi. Forse Anelli, non lo so. Mossi numeri ma vado qui, è impossibile vederlo. Forse Anelli, ma non ne sono sicuro. Oh, tutti coperti. La fascia colli eccetera. Comunque l'arbitro ha segnato la terza munizione, questa non dal campo, per il Bagheria. Rinvio di Piccione. Di testa prova ad allungare Traoré. Gastoni in anticipo, c'è la fallo ma c'è il vantaggio. Ma Bonanno mette ancora fuori perché c'è l'uomo a terra. Si deve pensare a giocare in quel secondo tempo per entrambe le squadre. Restituito a Miceli. Costa. Cina. Tocca a lui per ultimo. Rimpallo che ha finito Pellitteri, che guadagna una rimessa in già attacco con una buona pressione. Cina però si prende la rivincia, diciamo. Anzi no, la rimessa è per Giardinelli. Non è riuscito nella carambola. Landa. Stassi. Gira benissimo il pallone dove adesso che sta arrivando Caracappa, 1 contro 1. Salta l'avversario, poi allarga Abbonando che ha memorato da Ferrara. Forse poteva spendere meglio questo pallone. Poi è bravo Gastone che lo riconquista immediatamente. Rimessa laterale. Ferrara mette il pallone in mezzo, non è uscito, anzi si è uscito, pardon. Ha buttato Caracappa su questo pallone che comunque era finito oltre la linea di fondo. Quindi rinvio al fondo per la Giardinellese. Di testa Cina. Campanile, Ribodo per metterlo giù, poi rimpallo finisce Caracappa che mette dentro per Stassi una buona palla, ci crede Stassi. L'uscita però puntuale di Piccioni. Mainza, bella l'uscita, anzi di Trapani, pardon. Costa abbraccia Randazzo, fa giocare l'arbitro, no, fischia un attività. No, c'è stato fallo su Costa. La confusione in mezzo al campo clamorosa. Cina. Caracappa, Pellitteri sotto il pallone, gran lavoro ancora del numero 3 che poi cerca di invocare per Randazzo. Costa ci mette il piede e chiude. Landa. Maenza tocca per Di Trapani lì vicino. Cambio lato, c'è Traoré che si confonde, non riesce a controllare. Procida. Bonanno. Gastone e di nuovo il capitano Procida che vuole andare d'altra parte. Costa. Ancora Cristian Costa. Viene vicino Caracappa che si fa pressare, adesso deve scaricare su Cina. Ovviamente i ripari in avanti. Si è inserito qui benissimo Caracappa, bello lo spunto il numero 11 che trova Stassi, che si gira, tiene il possesso, poi prova a calciare, è arrivato il muro, ancora Stassi, lotta per tenere in campo questo pallone, scivolata di Maenza, il pallone che esce in out. Stassi,
Gran giocata di Stassi, solo e poi esterno, salta anche un altro avversario, poi Caracappa in area, sinistro che gira e diventa quasi un cross buono per Ferrara. Bella giocata di Caracappa che a destra sta giocando molto bene, anche qui aveva inventato a metà tra un tiro e un cross. Comunque buona iniziativa del Bagheria. Cina anticipa il randazzo. Bonanno a vuoto, poi butta per il pallone di Trapani. Non si è accorto di avere il compagno accanto e soprattutto che non c'è nessun movimento in verticale. Stassi a campo, se lo prende, poi allarga per Caracappa che arriva ancora, punta Salvatore Randazzo, le finte di Caracappa che cerca ancora il cross che sbatte contro il muro. Badami, altro duello in mezzo al campo, Caracappa scivolata sul pallone, no, e tutta la panchina della Giardinese insorge, cartellino giallo per Pellitteri. Si è alzata tutta la panchina della Giardinella all'unisono. Punizione per i nerazzurri. Batte Caracappa da destra, che un buon piede ha fatto vedere su molte occasioni, soprattutto quest'oggi dalla destra. Ha messo due palloni interessanti, uno nel primo e uno nel secondo. Movimenti in aria, una massa di uomini a rigore. Caracappa mette il pallone, anticipo di Procida che vorrebbe il tocco di Trapani, lo ottiene, quindi corner per il Bagheria. No, sono rimesso al fondo. L'assistente ha indicato l'area di rigore, non il facile. Anticipo di Mauro Badami. Pellitteri porta avanti con la coscia ancora con un quattrocentista. Pellitteri poi poco spazio per affondare in velocità, la chiude Cina, rimane a Giardinese con la rimessa. Bonanno alza ancora il campanile, poi Maenza regali il pallone a Gastone che ha campo per andare. Può partire Gastone. Si aveva largo Ferrara, tocco di ritorno per Gastone. In ritardo Traoré, arriva il giallo anche per lui. Giallo anche per il terzino numero della Giardinese. Fatto male Ferrara che è riuscito a anticipare Traoré, che è arrivato in ritardo, si becca anche lui il giallo. È giallo per Ferrara che protesta. Giallo inutile a Ferrara che si è molto nervosito per interventi di tre. Punizione solta da sinistra. Adesso Ferrara zoppicante arriva in aria. Rimangono dietro solo i due terzini, Cina e Gastone. Batte Bonanno stavolta, pallone prolungato che viaggia in aria, non lo mette fuori Traoré, poi sì. Gastone ci mette la gamba, evita che la Giardinese possa ripartire. A campo comunque è Traoré che deve affrontare però Bonanno.
si appoggia sull'Anda, cerca un tunnel in una zona sanguinosa, poi Bonanno in scivolata, Bonanno era già ammonito, è rosso, è espulso Bonanno, doppio giallo per Bonanno, ma questo in gita clamorosa, non puoi fare questo intervento se sei già ammonito, una follia di Bonanno. Il Bagheria dovrà giocare più di mezz'ora in 10 contro 11. Oggi poca lucida per Bonanno, in genere per i giocatori del Bagheria, che sentono la pressione della partita, ma questa è l'entrata che non puoi fare. L'abbiamo detto nel primo tempo, era sicuramente un fattore da gestire, l'ammonizione del numero 8. Ed eccolo qui, intervento in ritardo, doppio giallo, e il Bagheria giocherà. Cioè, al primo tempo fallo, non te lo sto dire, mi ammonisce al mio. La parte fine di gara, mezz'ora finale, ancora c'è una vita, in 10 contro 11. Fallo, al primo tempo è ammonito a me. Costa verso Stassi, colpo di testa e anticipo di Salvatore Randazzo. Poi Ferrari continua la rimessa, va lungo a cercare Stassi, che ha preso sul tempo Salvatore Randazzo, o almeno sembrava così, però rimonta il numero 6 e mette ancora in laterale. Giardinese che adesso è l'uomo in più. Gastone, cross, Sbilenco sul sonopalo, non c'è nessuno, raccoglie Pellitteri, Landa, bella la finta su Cina, poi esagera, tiene per incollata, alla fine la regata a Ribaudo, che si appoggia su Badami, che adesso più o meno regge il reparto da solo. Ribaudo probabilmente si abbasserà, sicuramente sta preparando qualche mossa. Tanto battuta subito questa posizione, cross per Stassi, che prende il tempo sul Randazzo, arriva ancora sul pallone senza riuscire a indirizzare, la blocca Piccione. Se ne va, Pellitteri per lo spunto su Caracappa, non passa su Cina, che da quelle parti raramente davvero concede dribbling. Maenza in fallo laterale senza rischiare, rimessa a Bagheria, che adesso nonostante l'espulsione non rinuncia a giocare. Ripeto che dovrebbe avvicinarsi teoricamente a Badami, però Costoso riempie l'aria, cross, l'ha messo fuori, poi lo controlla Cina, che prende esterno ma ancora al traversone, mette fuori Maenza, tutta rannicchiata di Esa Giardinese nella propria area di rigore. Gestisce questo pallone Badami, dietro la Procida che si aiuta con Miceli. La Giardinese aspetta, rinvio di Miceli verso Ribaudo, colpo di testa di Celestra che poi aggiusta Pellitteri, molta confusione, alla fine la mette giù di Trapani. Ancora Celestra, lungo solo per Randazzo che è rapido, scappa alle spalle di Costa e ingaggia l'1 contro 1. Lo punta Randazzo, aspetta il rinforzo, si accentra, mette il pallone dietro per Ciace e controlla, va al volo con il destro, arrivato il muro di Gastone, poi ci prova di Trapani, largo, tentativo pretenzioso. Battuto Procia questo rinvio, Costa, lancio lungo, cercare più Ferrara che Stassi, poi Traoré, ha bucato per un attimo, Ferrara gli sottrae il pallone, poi troppa fretta per Giallo su Stassi, bel lavoro in uscita di Salvatore Randazzo. De Luca, c'è Landa inglobato a Caracappa, poi ha messo fuori Badami, bel lavoro qui in copertura anche di Caracappa. Pellitteri va al cross, il respinto a Cinesso e la Giardinese, però ha ripreso coraggio e sfrutta, almeno ha sfruttato l'uomo in più.
La partita è ancora lunga. Ribaudo trova Stassi di prima. Caracappa può spingere a destra. Lo spazio c'è. Alza la testa, cambia lato su Ferrari che è liberissimo. Deve indietreggiare il numero 7. Fuori gioco di rientro. Bella chiamata questa dell'assistente. Mainza a campo lo conquista, poi si appoggia sull'Anda. Ora di Trapani indisturbato, riesce a giocare su Ciacio, arriva a Traoré, rinuncia ad andare a lui. C'è De Luca, cerca la serpentina, si appoggia sull'Anda, scatta via Randazzo, Costa in copertura. Alzi il campanile, anticipo di Salvatore Randazzo Stassi, è rimessa legata ancora a Bagheri che adesso mette tanta pazienza, ma soprattutto mette uomini in campo pronti. Virzì. Vediamo, allora esce Ribaudo. Diciamo cambio abbastanza probabile, dato che adesso serve un uomo in più a centrocampo. Vediamo cosa cambia. Esce Gastoni, infatti un laterale per un laterale. Ed entra Maurizio. Quindi adesso non rinuncia al fedelissimo Maurizio, che è un giocatore che piace tantissimo, ha pagato, mette in mezzo al campo, un giovane promettente. Per i Bagheri sono usciti Ferrara che abbandona il campo, lo vedete qui sulla sinistra, e Gastone. Quindi Virzì andrà a sinistra, sfruttando anche il piede, perché Gastone sappiamo che gioca a sinistra ma è destro, col piede opposto. E Anelli che farà coppia con Badami. Adesso ha messo un centrocampista più di rottura. Ribaudo non si era neanche abbassato, va dritto in spogliatoio. Ha fatto una brutta partita Cristian Ferrari, in realtà ha avuto pochi palloni giocabili. Qui contrasto su Virzì che si stava sovrapponendo, arriva l'arbitro, tutti contro Virzì, ma soprattutto tutti contro l'arbitro, perché Virzì voleva il giallo. Il giallo secondo me ci sta. Bagheri deve gestire l'uomo in meno, ma ha un calcio di punizione. In area Costa, Stassi, Procida e Virzì, palo sul secondo palo, Procida, e poi provato a darli in campo Cina, è uscito Piccione. Si dispera Stassi, ma era Procida che è arrivato a tanto così da toccare il pallone. Palitteri cerca Randazzo, disturbato da Cina, resiste. Pardon, è uscito Cina e Gastone è spostato a destra, non ha tolto Cina, non ha tolto Gastone, Mister Pagan ha tolto Cina che aveva spinto tanto a destra. No, Gastone è spostato. Allora, tanta confusione, è uscito Gastone, è uscito Caraca, no. Oddio. Allora, adesso che c'è molta confusione. Sì, è passato a 3, ok. Con Gastone da braccetto, Procida, Costa, Virzì, Cina a destra. Quindi è una sorta di 5-4-1. Anelli e Badami, Caracappa e Stassi. Sì. Un 5-3-2 se vogliamo considerare Caracappa più vicino a Stassi. Tanto in fusione i cambi, purtroppo la visione non permette di vedere bene chi esce e chi entra. A battere Landa, palla sul secondo palo, la chiama Miceli che va con i pugni, poi Maenza si corne addirittura e poi Miceli la fa sua. Trova Virzì che a campo, ma c'è un uomo a terra e ancora Panchel Bagheria che si infuria. Maenza nella coordinazione è rimasta a terra.
Cina fa il braccetto. Ferrer ribalta, quindi sono usciti. Confermato. Tolto un trequartista e un esterno per un centrocampista e un terzino. O si specchia se Messi Bagheria perché il giardiniere sono 10-3. Di Trapani cerca e trova De Luca e scarica male, si intromette Caracappa che passa su Traoré che non lo può fermare perché è già ammonita ancora. Caracappa passa su De Luca e poi fa fallo ma non lo fischia, fischia invece su Anelli che viene ammonito. Scalciato letteralmente via la gamba, che si è fatto molto male Ciacio. C'è un brutto contrasto. Molto male Ciacio, sto chiamando subito l'intervento staff medico della Giardiniellese. Nel frattempo ci sono ancora 20, chiaramente più recupero a giocare. C'è anche Caracappa però nel frattempo un po' un'ennesima perdita di tempo. Poi gira pure un Carvalho. Tempo si è rialzato Ciacio che sta facendo una buona partita in mezzo al campo. Riprende il gioco finalmente con la battuta del calcio di punizione. Cina mette fuori Anelli. Maenza raccoglie questo pallone. Landa cross per l'inserimento di Ciacio che si è ripreso e come va col sinistro. Pallone largo, cercato il palo lontano. Bella la coordinazione numero 7. Virzi sta scattando Caracappa. Virzi lo vuole servire in profondità. Caracappa ferma questo pallone. Cerca il momento di Virzi che è fresco. La palla è lunga e il ragazzo lo mette ancora fuori. Caracappa prova a tenerla. Palla che è uscita però. Traoré con le mani. Randazzo allunga per De Luca che mette giù. Landa. Cina, bello l'anticipo su Ciacio che si è per un attimo addormentato. Stassi attaccato da Menza. Stassi ferma il pallone che però era uscito, non è riuscito a tenerlo in campo. 71esimo. 20 più recupero, 19 più recupero per l'esattezza da giocare. Cambio per la Giardiniellese che spende il cambio a 20 alla fine. Vediamo chi esce. Esce Pellitteri, uno dei migliori, però si diventa molto stanco anche lui, ed entra Angelo Polizzi sulla sinistra. Uscito il 30 il 16, gran parte di Pellitteri. Qui lotta De Luca contro 2 e poi alla fine la palla è uscita ma la rimessa è per Giardiniellese.
usciti in precedenza. Battuto malissimo qui il cambio. Mamma mia. Tanta confusione. Mainza in rimessa laterale, volando in difficoltà su questi palloni. Rimessa per Cina. Gastone comunque va in area di rigore, non rinuncia all'uomo in più Pagano in area di rigore. Cina va a lungo a cercare proprio Gastone che prolunga, ci ha messo a testa poi Virzì per allontanato di Trapani. Grande partita anche di Trapani in mezzo al campo. Aneli prolunga, poi alza il campanile Randazzo, poi di testa per rimetterla verso il centro dell'area del campo. Cina, Costa, occhio al pressing, Costa deve alleggerire su Miceli che va al rinvio lungo, partito da dietro Caracappa che resiste, intervento di Salvatore Randazzo, poi Traoré spazza ma colpisce il compagno, la palla buona per Caracappa che imbuca per Stassi in posizione di fuorigioco. Stassi l'ha messo dentro, qui Pagano in panchina è una furia, tutti con le mani ai capelli, da qui impossibile vederla, perché poi ci sono le proteste di un componente dello staff del Bagheria che da quella parte l'arbitro dice di accomodarsi fuori. Impossibile da vedere il fuorigioco perché di Stassi, però ci sono state le proteste del Bagheria. Stassi che veggia sempre sul filo della linea della difesa giardiniera. Un dialogo fra il direttore di gara e l'assistente. Nel frattempo arriva il direttore di gara, un cartellino in mano, rosso, forse per Pagano, rosso per incompleta la panchina del Bagheria, o giallo, no, solo giallo. E Pagano è rimasto fermo, giallo per mister Pagano. Mi porterò alla fine. Anche qui ripeto, no. Randazzo. Virzì. Costa. Ciacio. Gioca questo problema. Costa. Sveglio. Arriva su questo pallone, lo gioca per Stassi che deve metterlo giù. Poi ancora Costa. Cerca la palla in priorità per Caracappa che ci crede, resiste su Mori Traoré. La riconquistata Caracappa che deve girarsi ancora contro tutti, aspetta Stassi che poi non riesce a passare. Fallo qui di Costa su De Luca che stramazza a terra. Sicuramente non è una partita facile. Costa a pressare Ciacio, scarica su Traoré. Virzì a chiudere con la trave. Ultimo 0-0 è stato qui a Marsala, qui contro il Marsala.
che ha bloccato la formazione di Pagano. Cambio per la giardinellese, esce Landa, partitone di Landa. Che ha speso anche lui tanto. Altro cambio per i biancoverdi. Trora. Costa a vuoto, poi Virzi vorrebbe darli in campo, ma comunque la pensa su. Il fallo di Badami, gamba tesa su De Luca. Inizia. Inizia per la giardinellese. Teoricamente 12 a giocare, recupero 0-0 fra Bagheria e giardinellese. Pallone in aria, Costa e poi Gastone allontana. Nel frattempo poc'anzi entrò Giuseppe Tamburello dopo Polizzi, ha preso lui il posto di Landa. Tamburello che qui in centrocampo più una mezzala con trequartista. È stato infatti forse Ciacio. Più una mezzala che un trequartista per me. Occhio a De Luca che è provato di girarsi, poi Gastone l'ha tenuto in campo e ricomincia la Procida. Miceli. Costa. Si apre Cristian Costa, si abbassa Neli, riceve il 13, gioca corto su Badami. Stassi riceve il numero 9, passa bene ancora Stassi, va in percussione contro Menza, cercava con forte un rimpallo che non vince. E allora Virzi punta Traoré, lo salta secco, prende il fondo Virzi, mette il pallone basso in mezzo, Caracappi in contrompo, Stassi anticipato, è uscito bene Celestra. Senza fallo Procida. Cina, Stassi, ottimo l'appoggio su Gastone. E poi va il cross, la chiusa di Menza. Qui è Tamburello, ne è entrato qui da una gran palla, Randazzo ha bloccato Procida. E poi Randazzo si aiuta strattando Procida. È giallo per Randazzo. Ennesimo monito di gara anche per il 9 del giardinellese. Assaggiato nella spinta su Procida. Lazio va a chiedere spiegazioni, però Dio sembra che è qui molto scoperto. Magari è che aspetta tra virgolette il risultato di San Giorgio Piana San Vito Capo, che a questo punto al momento aggancerebbe il San Vito. In attesa di sapere però il risultato, ma non deve dipendere da quello, la prestazione e il risultato per tutto il Bagheria, che però è 0-0. Badami a memoria, gira a sinistra, una gran pala per Virzi che a fatica la controlla e a fatica la tiene, anzi non la tiene proprio. La palla di Badami era giusta. Costa, importanti questo pallone, lo allarga ancora su Virzi, dentro per il movimento di Caracappa, cerca di guadagnare un calcio d'angolo, ci riesce, corner per il Bagheria e per sfruttare le palline attive, spinta alla panchina, arriva Cina in aria, soliti saltatori, 82esimo.
Caracappa sul secondo palo, Cecina e c'è un uomo a terra giardinellese. Palla che si tira dall'altra parte in fallo laterale per la giardinellese, ma c'è un uomo a terra. E ancora una volta intervento staff medico. Non so chi sia a terra. Lo staff medico in campo si è attivato, ma l'arbitro ha fatto il segno dell'orologio, cioè che si recupera tutto, perché in realtà si dovesse recuperare tutto si darebbe un recupero di 10 minuti letteralmente. Procida dietro per Micheli. Costa, lancio per Stassi, Caracappa ci crede, ma Enza per in vantaggio e non cede alla pressione. Mori Traoré, qui Randazzo è già ammonito e qui rischia ancora su Procida. Caracappa, si accentra Caracappa che pennella in aria, arriva il movimento di Gastone. Adesso sta facendo l'esterno a tutta fascia praticamente. Non prende un buon terzo tempo e non arriva a staccare. Colpo di testa qui di Badami, c'è Gastone che va ad aggredire Polizzi, poi Anelli contro Tamburello, fallo di Anelli. Occhio perché Anelli è già ammonito, però adesso anche a giardinellese e Stassi porta via Anelli perché ha rischiato forse la reazione. Anelli tra l'altro è già ammonito, ma oggi la squadra di Pagano in quanto alla lucidità ha molto scarseggiato qui. C'è pareva assistente perché dice: se tu hai visto la reazione lo devi punire. Però davvero oggi la pressione ha travolto il Bagheria. C'è stata ingenuità, dico la Ribana che è sempre ingenuità, nonostante magari fosse più generosa la munizione del primo tempo, ma è netta quella del secondo. Anche qui Anelli è entrato in campo, ha munito dopo pochi minuti e qui ha rischiato. Vero che la partita è quella che è, però gli episodi poi diventano fondamentali. Si va a ribadire che il punto di battuta è qualche metro più indietro. Poi batte Celestra. Ha fatto una gran partita ai centrali della giardinella. Virzi avanti a sé Traoré, qui è intervenuto male, stavolta Randazzo e poi Caracappa con non c'è Stassi. Stavolta posizione regolare, ma Maenza lo chiude ancora. Anelli riconquista un buon pallone, Caracappa dentro per Stassi in aria, Stassi la gira col destro, largo, addirittura poi che finisce larghissimo. Ottimo, guardate Caracappa che aveva ancora pescato il numero 9, però c'è un angolo difficile da trovare.
Randazzo scappa via, non procede che era salito. Costa lungo su Caracappa che può arrivarci contro Randazzo, colpo di testa di Caracappa che la porta avanti. Ci crede ancora Caracappa, non mola poi Randazzo. Deve spendere un fallo e deve spendere il cartellino giallo anche lui. Ha ammonito il 6, per si conto che è ammonito. Il Bagheria ha un'altra grande punizione qui. Virzì lascia Badami che ha un piede prelibato per andare in mezzo. Pagano dice suoi di crederci fino all'ultimo. Ci sono 3 da giocare più massiccio recupero. Perché stava iniziando di alle esplosioni quando pallone in mezzo, allontanato, poi Virzì si coordina alto, addirittura tipo da cineteca. A rinvio Piccione che sistema il pallone con tutta la calma del mondo e infatti viene anche lui ammonito. Richiamo e segnalazione del taccuino del direttore di gara per Luigi Maria Piccione. Tante perdite di tempo anche combinata dal giardinellese. Tamburello contro Anelli che è ancora un po' troppo irruente in mezzo al campo. Qui va sul pallone ma il rimpallo favorisce il Randazzo che punta la difesa del Bagheria. Gran chiusura di Cinà. Anche Cinà ha fatto una gran partita. Stassi testa, trova Caracappa che è costretto a perdere qualche metro, punta tutti, Caracappa si intestardisce e poi non riesce a guadagnare rimessa. Guardate, recupero l'arbitro. Badami legge bene questo pallone, lo allarga su Virzì che arriva appunto a sinistra, lo mette giù il 14, sposta su Traoré, prova a passare ancora Virzì, passa bene Traoré, tiene il confronto, tocca in calcio d'angolo per il Bagheria che attacca come se avesse lei l'uomo in più, la giardinese a difendersi e a soffrire per portare punti a casa. Siamo 20 secondi oltre il 90esimo. Ancora perdita di tempo. Che c'è l'ennesimo uomo a terra e l'ennesima segnaccia che si recupera tutto. Caracappa sul secondo palo, colpo di testa di Stassi e poi salvata giù la linea e la palla è entrata, l'ha messa Virzì al 91esimo, il Bagheria trova il gol del sorpasso, non si è capito, non so chi l'abbia toccato in mischia, forse Carmelo Virzì per il gol dell'1-0 Bagheria, tutti in campo in 10 contro 11, in mischia un rimpallo favorevole e poi la palla che oltrepassa la linea. 1-0 Bagheria al 91esimo e alla fine una partita che più sofferta di così non si poteva, in 10 contro 11 con tante intemperie e sofferenze il Bagheria si porta in vantaggio al 91esimo, forse con Virzì. Incredibile, un'altra prova di forza mentale estrema del mister Pagano. Questa vittoria arriva nel modo più
rocambolesco ma anche bello. Adesso super offensiva giardinellese che va tutti in rigore. Qui arriva l'arbitro, Bonanno è già stato espulso, qui ha messo in campo. Si è allontanato. Sono fuori dal campo. No, non ti voglio vedere, non ti voglio vedere. Te ne stai dentro, te ne stai. Non ti voglio vedere, non ti voglio vedere. Al rinvio Miceli. Ancora qualche scaramuccia fra Caracappa e Salvadoranazzi. Di certo la partita quest'oggi non è tranquilla. E finisce peggio. Stassi va a calmare gli animi. In campo non c'è solo Preci capitano, ma c'è anche lui. Quando andiamo a andare non lo sa, chi non deve ci camminare in capo, noi da fuori. Un altro espulso per la conferenza di Massa. E domenica c'è un handicappato che peraltro, c'è un handicappato che no, io non parlo di te, io parlo Adesso tutte espulsioni dal campo. Adesso Menza fa l'attaccante. Miceli adesso fa come Piccione, guadagna secondi preziosi. Aneli non fa passare questo pallone. Poi Polizzi, Aneli ancora irruente, già moneta Aneli. Mamma mia, altro rischio pauroso di Maurizio Aneli. Ancora tanta rabbia, mamma mia, questa partita non finisce mai. Si gioca molto poco. Bagheria lo sta portando a casa nella maniera più assurda possibile. Siamo al 95esimo. Sofferenza per portare a casa i 3 punti più pesanti finora della stagione del Bagheria, che dicono secondo posto, aspettando San Giorgio San Vito. Cristiano, basta dietro! Deve tifare anche per la capolista il Bagheria, chiaramente. Mette fuori Cina che prende l'ennesimo della sua partita, poi intervento su Polizzi, c'è fallo, non c'è vantaggio. Destro Michele e poi Manzi, incredibile! Incredibile! L'ha presa sulla linea! L'ha presa sulla linea Celestra! Incredibile! È successa una cosa incredibile, se ne va Stassi su Traoré che lo rimonta e chiude. Celestra ha fatto il difensore del Bagheria perché ha salvato sulla linea. Tra l'altro era pure in fuorigioco. Incredibile. Giardinellese a millimetri dall'1-1. Celestra sulla linea, ha toccato lui la palla che sarebbe andata in porta. Ha fatto il Luca così azione. Stassi adesso per la sola sfida di la Giardinese, cade per terra, fallo di mano di Stassi. La Giardinese batte subito, ma qui si addormenta, ma si sveglia in tempo Celestra. Costa anticipato, Virzi prova ad andare via, non prende il tempo a De Luca che arriva, l'ho preso l'ennesimo pallone che partita ha fatto Luca che poi si allaccia con Virzi, viene spinto. Ancora qualche nervo teso. Si sono solo allacciati, si gioca ancora. Punizione giardinellese. Dopo 5 recupero ma si è perso un altro minuto, quindi la partita finirà probabilmente dopo questa punizione. Procida urla, chiede sofferenza, chiede compattezza, chiede unione ai suoi. E non solo difensiva, non solo tattica, ma anche morale in questo fine di partita. Di Trapani in mezzo, mette fuori Virzi. Non è finita azione della Giardinese che mette il pallone dentro. De Luca, Cina! L'arbitro è lì, fa giocare, poi svirgola Castone e Miceli. Può bloccare il retropassaggio. Si butta a terra Miceli che fa passare i secondi.
Croce dice mi è caduto addosso lui anche a partita finita e ennesima interruzione. Adesso anche Menza con la panchina. Zero a 0 fra San Giorgio e San Vito. 0 a 0. Sì, importante risultato. Quindi momentaneamente comunque il Bagheria scavalca il Giardinellese e scavalca, perdone, il San Vito, ma va un punto sopra, perché così facendo arriva a 31 punti il Bagheria, a 30 il San Vito che ne aveva 29 e guadagna un punto a piana, per quanto prezioso non permette di mantenere il secondo posto. Adesso il problema sarà mantenerlo per il Bagheria, che ha vinto lo scontro diretto, ma c'è ancora un campionato, tutta la restante parte del genere di ritorno. Stassi lotta, cerca il gran finale Stassi, rimessa laterale, preziosismo di Stassi, lo carica la panchina. Palla che esce, l'arbitro non fischia ancora. Fischia adesso! Vince il Bagheria, lo fa al 91esimo grazie al gol di Virzin Mischia in 10 contro 11, impresa di mister Pagano che aggancia il secondo posto. Hanno pareggiato San Giorgio e San Vito, quindi il Bagheria scavalca la formazione sanvitese e si prende momentaneamente la seconda testa della classifica, battuto una Giardinellese che è venuta qui a fare una gran partita, una grande prova di forza, ma ancora una volta gli uomini di mister Pagano la spuntano di cortomuso, come si usa dire nel calcio, nel giornalismo moderno, ma così è stato in Mischia, di sofferenza, con grande testa, nonostante non grandi prove di lucidità, perché c'è stata l'espulsione di Bonanno, c'è stata sicuramente una prestazione non perfetta, ma alla fine quello che conta oggi, questo pomeriggio, è il risultato. Dal Comune di Bagheria è tutto. Grazie Fico Aldarelli, alla prossima.